vantaggio fantastico finché per fortuna ci ha rivelato Medical Group. Quanta felicità! Beh, sicuramente dopo un'annata molto difficile sotto tutti i punti di vista, sia tecnico che gestionale dei ragazzi, perché comunque gestire 43 ragazzi non è semplice, però la felicità è tanta quando si riesce a coronare poi tutto un lavoro fatto durante l'anno. Diciamo che era da un bel pezzo, insomma, che Benetton non si toglieva questa gioia e arrivano i complimenti anche da parte della dirigenza per questa cosa qua. Sì, l'ultima finale l'avevamo vinta a Bologna e sono passati diversi anni. Una decina immagino. Sì, anche di più. E per cui essere arrivati, siamo arrivati ad essere protagonisti due anni fa, 2 stagioni fa, però 2 stagioni fa abbiamo trovato una squadra veramente completa in tutti i reparti. E oggi siamo riusciti a spuntarla comunque contro una squadra ben organizzata, ben messa in campo, e non è stato facile, per cui la vittoria si assapora ancora di più quando... Loro hanno fatto davvero un bel lavoro, no? Visti così. Allora, hanno fatto un grande lavoro secondo me, e se posso esprimere un'opinione personale sono molto felice di rivedere l'Aquila nel panorama italiano, perché al rugby manca, e quindi non possono fare altro che mettere un'iniezione di agonismo, di loro caparbietà, tenacia. Adesso poi gli arriva un allenatore esperto come Umberto Casellato, insomma, soprintenderà, sicuramente farà il suo, darà il mi suo. sembra che sono già a buon punto. Fino adesso insomma non si sono anche abbastanza arrangiati. Ascolta, dal punto di vista del piano del gioco, questo continuo a usare al piede sia da parte vostra che da parte loro, era una cosa che ti aspettavi come partita, come piano? Allora, una finale è una finale, quindi non è più una partita che si gioca... C'è anche l'aspetto psicologico, evidentemente, no? Bisognava tenere il campo, bisognava cercare di sbagliare il meno possibile, e per tenere il campo bisogna purtroppo anche dare un po' meno spettacolo, e cercare però di essere concreti. Qualche volta non ci siamo riusciti, qualche volta abbiamo fatto delle scelte non proprio felici, però alla fine insomma C'è stata un'ottima reazione soprattutto nel mantenimento del vantaggio quando siete rimasti con un uomo in meno, no? Sì. Siete stati capaci a tenere lì? Sì, anche lì abbiamo gestito bene l'inferiorità numerica. Ripeto, questi sono ragazzi di 18 anni, bisogna anche comprendere la loro emotività, certo, la loro voglia di certo, fare, di strafare, a volte non è semplice, semplice gestirli. Ecco, comunque diciamo che quello che hai visto in quest'annata, al di là di questa partita, perché chiaramente come tu hai ben detto è una partita a sé, hai visto un evolversi positivo dal punto di vista del gioco rispetto a quello che è il tuo pensiero? Sicuramente siamo quando ci mettiamo in moto nel verso giusto, siamo capaci di esprimere un bel rugby che mette in risalto anche le qualità di alcuni giocatori. Ripeto, a volte abbiamo a che fare non con dei professionisti, ma con dei ragazzi che hanno le loro emozioni, hanno i loro problemi, è una battaglia psicologica la gestione di un gruppo di ragazzi. A chi dedichi questa vittoria? Ma guarda, io penso che da dedicarla a tutta la squadra, perché la squadra è tutti 40 e più staff tecnico, eccetera. E staff tecnico, ringrazio tutti quanti, e soprattutto c'è Grespan che sta dando tutto di più per cercare di mettere a proprio agio i ragazzi. Massoterapia, il potere delle mani, un benessere profondo. Prenotala da Rebellato Medical Group.